Qual è operativamente l'obiettivo di questo progetto in merito alla codifica LOINC? Questo cosa significa? Che facciamo tesoro e abbiamo fatto tesoro delle esperienze dal gruppo LOINC Italia e dai nostri collaboratori e dal vostro lavoro, perché sapete che vi stiamo chiedendo dei dati o comunque di collaborare con noi, e vorremmo alla fine farvi vedere a che cosa è arrivato questo sforzo e quello che stiamo cercando di creare. È la stessa cosa di quello che avete visto adesso, solo che è orientato al Veneto, ai progetti veneti, in questo caso Veneto Escape, e alle singole realtà, perché ovviamente bisogna contestualizzare tutte le problematiche che ci sono ai singoli laboratori. Le difficoltà sono tante, stiamo cercando di standardizzare un metodo in modo che voi siate agevolati nella transcodifica dei codici che voi avete. Vi presentiamo quello che abbiamo fatto nel contesto di questo progetto, c'è già un gruppo di laboratoristi che ci sta lavorando e tutti quanti prima o poi sarete coinvolti, se volete, in questa transcodifica. Se volete, anche se sarà abbastanza necessario con l'andare del tempo, perché se tutti i referti da PDF passano in formato strutturato CDA2, codifica LOINC per quella che è la strutturazione del referto per HL7 Italia prevede assolutamente la codifica internazionale all'interno. Moltissimi dei vostri laboratori fanno già il referto strutturato, ci sono fornitori e nelle specifiche di questo progetto sono ben spiegati come va prodotto questo referto, quindi tutti i fornitori di laboratorio, perché hanno le nostre specifiche, sono in grado di produrlo. Quindi ecco, è un passo, piccoli passi, però quello è quello a cui si sta puntando in questo momento. Ok, allora la mia collega l'ingegner Sandri ha descritto benissimo quello che volevo dire con questa prima slide, ovvero qual è l'obiettivo del progetto, di questa parte del progetto, e cioè quella di trovare un sistema di codifica unico per permettere di capire quello che si sta analizzando tra diversi laboratori. La codifica che abbiamo individuato è la codifica LOINC, che è quella che avete approfondito in questo pomeriggio. All'interno dei laboratori ci sono diversi codici, sono molto numerosi e quando ho cercato di capirli è stato veramente un problema. Comunque quello che noi adesso vorremmo riuscire a codificare è principalmente i codici interni di risultato, dove io per codici interni di risultato intendo i codici finali, cioè quelli che secondo voi andrebbero a finire all'interno di un referto digitale. E tutti questi codici dovrebbero essere transcodificati verso una codifica LOINC. E questa è l'attività. Allora, la metodologia che abbiamo pensato per agevolare questa attività di transcodifica dai codici di risultato verso questa codifica LOINC sono principalmente 4. Innanzitutto abbiamo cercato di realizzare un applicativo web, un software che permettesse di aiutarvi in questa attività. E l'applicativo è fatto in modo che sia il più possibile interoperabile tra di voi, in modo tale che il lavoro sia il più possibile cooperativo e condiviso, in modo tale che voi possiate vedere che cosa stanno facendo gli altri laboratori. Era quello che stava un po' dicendo poi i nostri colleghi del CNR. Abbiamo deciso di iniziare il lavoro da un piccolo set di esami, e dopo vedremo più nel dettaglio. Abbiamo individuato 15 esami grazie al dottor John e poi a tutti i laboratori che hanno voluto aderire per primi, e in terzo luogo abbiamo deciso di partire da alcuni laboratori che si sono proposti per fare questo lavoro, e in questo caso sono le ULSS e l'azienda ospedaliera di Verona, intendo tutte le ULSS della provincia. E in ultima, ma non perché sia meno importante, anzi, è tutta l'attività che abbiamo condiviso con il gruppo LOINC Italia, quindi il gruppo del CNR, il gruppo delle Molinette, il dottor Pradella, che ci siamo incontrati, abbiamo capito qual era il problema e adesso cerchiamo
il più possibile di unire le forze per avere i maggiori risultati. Allora, andando ad analizzare questi 4 punti, per quanto riguarda il software, attualmente è attivo, è funzionante, dopo vi mostrerò più o meno come funziona più nel dettaglio. Questo software è stato popolato con il tariffario regionale perché purtroppo, come abbiamo capito, è l'unico punto di incontro tra i vari codici che utilizzate nel laboratorio, e quindi era necessario per permettere poi l'attività condivisa. Terzo punto, abbiamo incaricato una persona che è qui tra noi, che è il dottor Frassetto, che ci ha aiutati a ridurre il numero di codici LOINC da analizzare, nel senso che nel momento in cui si decide di trascodificare un determinato risultato, ad esempio le piastrine, io dovrei andare ad analizzare tutti i codici LOINC, che sono tantissimi, sono 60.000 codici attualmente, e quindi il lavoro sarebbe molto pesante. Per cui abbiamo incaricato una persona di ridurre al minimo i possibili codici LOINC candidabili. Quindi ha analizzato tutti questi codici e ha ridotto di molto. Ad esempio, per quanto riguarda l'INR, sui 55.000 esami codici LOINC che ci sono, adesso li abbiamo ridotto a 5, quindi il laboratorista ne vede 5 e quindi può scegliere fra questi. Resta comunque la possibilità di poterli ricercare nell'intero set. L'ultimo punto che stiamo facendo e che dobbiamo ancora concludere è la popolazione del software con i codici interni dei vostri laboratori. Allora, abbiamo iniziato dalle aziende del Veronese, abbiamo ricevuto tutti i loro codici, abbiamo ricevuto anche i codici da alcune ULS, da alcune altre ULS, però ce ne mancano alcune, per cui so che c'era stata un po' di confusione, per cui forse vale la pena spendere qualche parola in più nel cercare di farvi capire quali erano i codici di cui avevamo bisogno. Allora, quello che ci serve è tutti i codici. Avremo bisogno di ricevere, per quei 15 esami che abbiamo selezionato per il momento, che dopo vi farò vedere, tutti i codici di risultato con la relativa descrizione, inoltre con i relativi codici interni di richiesta, le relative descrizioni e il tariffario regionale. Andando un po' ad analizzare, ecco, questa era la tabella che più o meno vi avevamo inviato, l'abbiamo leggermente modificata per facilitare il vostro lavoro. Allora, nella penultima colonna noi avremo bisogno che voi compilaste, inseriste tutti i codici interni di risultato, cioè quelli che considerate i codici, gli esami, i risultati finali, quindi ad esempio per quanto riguarda l'emocromo, i codici relativi alle piastrine, ai globuli rossi, globuli bianchi, eccetera, eccetera, con le relative descrizioni a lato. Poi avremo bisogno anche dei codici di richiesta, quindi sempre rifacendo l'esempio dell'emocromo, il codice relativo all'emocromo con la relativa descrizione. E infine, tornate indietro, il codice del tariffario regionale a cui fanno riferimento tutti questi codici. Per noi non ha nessun significato amministrativo, ovviamente, perché non è questo l'argomento, ma ci serve soltanto per capire qual è il punto di incontro con gli altri codici del laboratorio, perché sono tutti diversi, per cui questo è necessario. Questo è un esempio, l'esempio dell'emocromo che facevo, vabbè, poi l'alanina e l'aspartato. Quindi non so se si vede la freccetta, no, purtroppo, vabbè, nella seconda colonna ho, nella quarta colonna
ho tutta la lista dei risultati dell'emocromo, i codici finali dell'emocromo, invece a sinistra ho tutta la lista dei codici di riferimento di richiesta e infine il tariffario di riferimento. Allora, questa è la lista di esami da cui volevamo iniziare. Alcuni sono esami singoli, nel senso che danno un solo risultato, alcuni sono esami che danno più risultati. Comunque diciamo che abbiamo scelto questi perché sono anche quelli che coprono la maggior parte degli esami richiesti. Noi ci siamo basati su una ULSS unica, ovviamente, quindi potrebbe anche variare per le altre, però insomma dovrebbe essere abbastanza... Sono quelli più frequenti. Esatto. Cioè, noi avevamo fatto delle analisi sulle analisi più frequenti e questi compaiono. Ok. Siamo partiti, come avevo detto, da un gruppo ristretto di laboratori. Siamo partiti dall'azienda ULSS 9 di Treviso, perché è quella poi che è l'ente cedente, quindi ha già fatto quasi tutta l'attività. E poi siamo partiti dalla provincia di Verona, perché si è proposta per fare questa attività ed è molto interessata. Ovviamente continueremo poi anche in parallelo con le altre aziende che Sì, comunque mantenendo i 15 codici. Insomma. Sì, partendo sempre dai 15 codici per non creare confusione. Ultimo punto, la collaborazione con l'OINC Italia, che c'è stata molto d'aiuto e ci sarà ancora molto d'aiuto, credo, innanzitutto per affrontare i problemi, perché ce ne saranno, abbiamo visto che ce ne sono stati parecchi, per cui... per avere un aiuto dal punto di vista linguistico, proprio perché il CNR, mi dispiace che non ci siano adesso, comunque... Allora hanno fatto, come avete visto, un grosso lavoro di traduzione, quindi può esserci molto d'aiuto, di condividere delle informazioni utili che possono comunque ottenere dall'esterno, e l'interfacciamento con Registrif. Ovviamente nel momento in cui qualcuno di voi non troverà un codice appropriato, il CNR è l'ente, diciamo, che fa da tramite verso il Registrif che fornisce questi codici, e comunque resta per noi il punto di riferimento per quanto riguarda il LOINC. I prossimi passi saranno innanzitutto di rimandarvi quella tabellina di cui avremo molto bisogno di ricevere con i codici compilati, poi riceveremo i vostri codici, e contestualmente avremo bisogno anche di capire quale sarà la persona di riferimento che lavorerà attivamente per quanto riguarda la transcodifica. Noi attiveremo gli account per la persona indicata, e l'ultimo passo sarà quello più grosso, che sarà quello appunto di transcodifica.